3 maggio 2026, cima Grappa, cima del Monte Grappa, in partenza per la Via degli Eroi. There's a lot of colors. Monte Salarolo è la cima che raggiungeremo come obiettivo di oggi. Only feeling blue. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams. Da qui si ha una terrazza panoramica su delle Dolomiti con il Col Nudo. In direzione del Rifugio Bassano c'è la Schiara, lì si staglia l'Antelao, poi c'è il Civetta, le altre Dolomiti del Cadore, fino ad arrivare dietro questi pini alle cime dolomitiche delle San Martino, Palle di San Martino. There are a lot of voices drowning in the sea. Lì in fondo, cima d'asta, qui davanti le Palle di San Martino. Noi adesso riscendiamo per riprendere la strada principale, sentiero 156, e cominciare la Via degli Eroi. Sempre sentiero 156 verso Maiga Valderoa, direzione Croce dei Lebi. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. Ecco una delle prime trincee che vedremo durante il percorso. Questa è una trincea italiana, siamo sul versante italiano di guerra, della prima guerra mondiale, e qui siamo di fatto su uno spartiacque. Parte destra era fronte italiano, parte sinistra invece fronte austro-ungarico. E questa è tutta la via che stiamo seguendo e che dovremo fare. Anche lì si vede benissimo la trincea scavata nella terra. Ed eccoci arrivati alla Croce dei Lebi, crocetta piccola, e noi adesso continuiamo per la cresta. Trincee? Eh sì. Che spettacolo, tutte che partono da lì, in mezzo alla boscaglia ormai, sulla terra, e continuano in cresta. Trincea, direzione Monte Casonet. Cima del Monte Casonet. Dove si può ammirare tutta la cresta che abbiamo appena fatto, partiti dal Rifugio Bassano. E questa è quella che ci manca. Siamo praticamente a metà.
Ed eccoci in cima al Col dell'Orso, 1670 circa, punto più alto della giornata odierna. Effettivamente le creste che andremo a percorrere tra poco sono leggermente più basse, e quello è la barriera del monte Solarolo o Solarol o Salarol, con queste tre cime distinte che fanno comunque capo alla stessa identica cima dello stesso nome. E qui davanti a noi le pale di San Martino, con evidentissima cima dell'Avezzana, Cimon della Pala, spettacolo. E lì in fondo innevato il Col Nudo. I'm standing in the hallway as I've done a million times before. I have seen this room and walked this floor before, and the walls know every story I have told. Memories flash in front of me, I see them clearly. Abbiamo appena lasciato la cima principale del Salarol e adesso continuiamo per le creste di queste due cime, sempre del Salarol, o Salarol o Solarolo. Spettacolo. Cima del Solarol, e questa è la cresta che abbiamo fatto fino al rifugio Bassano. Giornata spettacolare, veramente spettacolo. E lì in fondo le Dolomiti con le pale di San Martino, Antelao, Schiara, Col Nudo. E qui tutta la cresta che abbiamo fatto del Solarol fino a qui, Col dell'Orso, qua dietro cima del Monte Casonet, e lì in fondo si vede Ossario e rifugio Bassano, o la mitica cima Grappa. Col dell'Orso, scritto anche sul palo.
di ritorno sulla via degli eroi verso il rifugio Bassano, in questa traccia, in questo sentiero, questa mulattiera dirupante verso la fine di Val delle Mure, che è quella lì, e lì in fondo la cresta che abbiamo fatto sul Solarol. Qui si può vedere benissimo tutto il percorso che abbiamo fatto. Qua sopra c'è l'ossario militare, questo è il passaggio in cresta per poi salire al Monte Casonet, Col dell'Orso e la triade del Salarola. Eccoci alla fine di questa bellissima avventura. Abbiamo fatto la via degli eroi qui sul Monte Grappa, su Cima Grappa. Come vedete alle mie spalle siamo arrivati fino laggiù al Salarola o Solarol o Salarol, tantissimi nomi, e abbiamo fatto anche il giro della galleria Vittorio Emanuele III che c'è qui sotto al rifugio Bassano. Ultima visita ore 16, mi raccomando, chiedere agli alpini che ci sono giù e chiedere il permesso di entrare. Però noi ci siamo riusciti, è stata una bella visita, assolutamente, bei cannoni, bellissima avventura. Grazie mille Enrico. Grazie a te Paolo. E spero sia una delle tante escursioni che farò qua sul Grappa, perché mi è piaciuta parecchio. Alla prossima avventura!